Io lo so che voi state pensando che la sfogliatella napoletana è solo dolce, ma a me mi piace anche salata. Pigliate carta e penna e venite a presa a me. Oggi facciamo sfogliatella, salame, mozzarella e pesto. Per fare l'impasto della sfogliatella ci vorrà 250 g di farina 00, 70 g di strutto, 100 ml di acqua, mezzo cucchiaino di miele e un pizzico di sale. In realtà queste qua non le ho fatte io, ma me le ha regalate zia Mary della sfogliatella di Mary sotto la galleria a Napoli. È la femmina più famosa in Napoli per sfogliatella. È una donna meravigliosa e io l'adoro. Però è molto semplice il passaggio che vi ho detto. Voi fate l'impasto, poi lo stendete di lungo, lo arrotolate ben bene e poi tagliate tutti i rotondini così e vi esce così, guardate questa sfoglia. Adesso iniziamo la preparazione delle sfogliatelle salate. Allora inizio facendo una bella spennellata di pesto che avevo preparato io, eccolo qua, e ce le sfogliamo tutte e 6 perché con la dose che vi ho dato escono 6 sfogliatelle. Se poi ne volete fare di più, fate il doppio dell'impasto. Su ogni sfogliatella, dopo aver messo il pesto, ci mettete una bella fettina di salame. Adesso aggiungo un po' di mozzarella fresca. Bacite per chiuso, dite un po' che più, che si ci metti, ci ho trovato. Abbondate. Ecco qua. Adesso è venuto il momento di chiudere le nostre sfogliatelle, ecco qua, così, chiudetele tanto bene, assicuratevi che i bordi siano ben chiusi, vedete, così, e le mettiamo sulla placca da forno con della carta da forno bagnata, ecco qua. Adesso in forno a 180 gradi per 35 minuti. Guarda, sono pronte, che profuma. Assaggiamo? Ecco squisitezza. E mo' buon appetito a tutti quanti.